Allora, rieccoci qua. Tassazione dei redditi da pensione è un altro nodo cruciale su cui voi sempre avete puntato l'attenzione. Il pensionato paga le tasse. Eh sì, il pensionato paga più tasse del lavoratore dipendente. Al lavoratore dipendente vengono applicate maggiori detrazioni e al pensionato no. Anche qua c'è un esempio, insomma, portiamo un esempio che è quello di un reddito di 1.254 euro al mese. Il lavoratore paga di IRPEF 795 euro, il pensionato 2.323 euro. È una differenza mica da poco, e quindi se invece praticamente fosse tassato alla stessa maniera, è chiaro che il fisco incasserebbe di meno. 11,9 miliardi. Quindi ancora una volta possiamo sottolineare che i pensionati, oltre che essere quello che abbiamo sempre detto, ammortizzatori sociali per le famiglie, in aiuto ai figli, eccetera, lo sono anche per lo Stato, per il sociale, pagano più tasse degli altri e qua va assolutamente sottolineato non so quante volte il tema dell'evasione. Certo, per cui il pensionato paga tutte queste tasse e c'è chi si permette in questo paese invece di non pagarle le tasse. Assolutamente. Voi siete contrari al discorso delle minime a 1.000 euro? Pensioni minime a 1.000 euro, vediamo l'altra slide. Per quale ragione? Non so chi di voi vuole affrontare la questione. Sì, che è una manovra iniqua. Solamente una battuta sulla slide precedente per evitare confusioni. Le aliquote fiscali sono uguali sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Il lavoratore dipendente ha delle detrazioni che riducono la base imponibile sulla quale giocano le aliquote fiscali. Che invece il pensionato magari non ha. Il pensionato non le ha. Quindi diciamo l'imposizione fiscale è al 100% sulla pensione che il pensionato prende e al 90% sul lavoratore dipendente, perché magari un 10% è detrazione fiscale, insomma questo per chiarezza. No, allora anche qua insomma adesso vorrei che passasse il principio noi siamo contrari ai 1.000 euro i pensionati, ma ne verrebbe da dire perché non 1.500, insomma, ecco, no. Il tema è un altro, il tema è che sono sempre, purtroppo, queste cose spot che la politica fa e che rischiano di essere un po' specchietti per allodole, insomma, no. Allora, il punto numero 1 è chi paga, cioè il costo di questa operazione è sostenibile o non è sostenibile. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che c'è un elemento di iniquità, nel senso che io ho pagato i contributi per la mia vita lavorativa, ho quella pensione che si attesta a 900, 950, 1.000 euro, non si capisce perché chi non ha mai pagato i contributi per tutta la sua vita debba avere la stessa pensione che ho io che i contributi li ho versati. Cos'è che diciamo noi? Sarebbe necessario un aumento in percentuale sulle pensioni che ognuno ha, che sono il frutto dei contributi versati, anche perché se non c'è questo elemento si incentiva l'evasione contributiva, perché come si dice, se ho la garanzia di avere quel trattamento economico, che non è un trattamento economico esaltante ma è diciamo un minimo anche guardando i numeri che abbiamo visto prima, queste virgolette regalie spingono all'evasione contributiva. E questo è il punto. Allora la cosa che appunto stiamo sostenendo è trovare dei meccanismi che premino le aziende e i lavoratori che hanno versato i contributi, perché anche qua, se posso fare solamente una battuta, ragioniamo sul trattamento pensionistico e giustamente noi come sindacato dei pensionati facciamo tutte le nostre battaglie per aumentare le pensioni per le ragioni che abbiamo detto prima, ma bisogna, e su questo la politica prima o dopo dovrà battere un colpo, bisogna affrontare il tema del lavoro,
Cioè è necessario dire che le pensioni sono pagate dai contributi che i lavoratori dipendenti e le aziende versano all'INPS, che tanto per capirci è, diciamo, sul costo del lavoro complessivo il 33%, cioè un terzo del costo complessivo del lavoro va ai contributi INPS, 2/3 a carico del datore di lavoro, 1/3 a carico del lavoratore, 33% complessivi. Se non c'è lavoro, se il lavoro, come abbiamo detto prima, è discontinuo, intermittente, precario, se c'è evasione contributiva, se non c'è occupazione, alla lunga non c'è più il fondo pensioni. Lo dico perché troppo spesso sento che ci sarebbero gli anziani garantiti contro i giovani che non sono garantiti. Devo dire che la trovo tra le idiozie più stratosferiche in questo paese, perché è esattamente il contrario. Cioè è interesse, banalmente, in termini strumentali lo dico, del pensionato, che ci sia occupazione stabile e retribuita adeguatamente, perché quel meccanismo garantisce il fondo dei lavoratori, il fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, dal quale si attingono le pensioni, perché questo è il sistema solidaristico pensato per il nostro paese, cioè il sistema previdenziale è un sistema a ripartizione, cioè chi lavora paga le pensioni dei pensionati, cioè non è un sistema a capitalizzazione, per cui verso io e la pensione è quello che ricevo in rapporto a quello versato. Questo punto, diciamo, quindi è evidente che noi faremo di tutto e continuiamo a fare di tutto per aumentare le pensioni. Ma il tema è la fonte, e la fonte sono i rapporti di lavoro, è l'occupazione. Se non c'è occupazione e se i rapporti di lavoro sono intermittenti, precari, saltuari, dove c'è evasione contributiva, alla fine non ci saranno i quattrini per sostenere le pensioni. Proposte della CGIL in tema di pensioni, tutela dei redditi da pensione 14ª e rivalutazione, questo è uno dei vostri punti, Rosanna. Sì. Flessibilità in uscita, 62-41 anni di contributi, questa è l'altra? Sì, certo, questo lo stiamo chiedendo da anni, non è una scoperta fatta ultimamente da un partito, quella dei 41 anni, ma noi lo stiamo chiedendo da tempo, e poi il sostegno alle categorie più deboli, disoccupati, invalidi, chi si prende cura delle persone non autosufficienti, ancora sistemare. Lavori gravosi e usuranti. C'è tutto il tema che sono a scadenza dei sistemi pensionistici tipo l'APE sociale, tipo l'opzione donna entro l'anno, che vanno assolutamente rifinanziati e portati avanti, perché quelle sono state misure importanti a cui abbiamo contribuito senz'altro con la nostra mobilitazione e anche con appunto gli incontri che abbiamo fatto con i governi, e quindi va assolutamente supportata, valutata sempre con attenzione quando uno decide di accettarla. E poi la tutela, come diceva Massimo, tutela dei giovani, il lavoro che non deve essere un lavoro povero, ma deve essere un lavoro degno di questo nome, il lavoro dà dignità alle persone, deve essere adeguatamente pagato. C'è un messaggio: ma sapete che il maggior costo dell'energia non è assolutamente giustificato, in quanto l'energia la compriamo ancora allo stesso prezzo di 3 anni fa, con una leggera variazione. L'unico gas che è aumentato di 10 volte è quello di gassificatori, che per l'Italia rappresenta il 5%. Pertanto, perché questi aumenti spropositati? Chi ci guadagna? Grazie. Sì, è anche questo. Quindi la famosa speculazione, perché a questo punto non si giustifica. L'ascoltatore ha ragione, qui c'è speculazione, tant'è vero che tra le nostre richieste come sindacato, quindi non in questo caso i pensionati ma come CGIL e CISUIL, la richiesta è quella della tassazione degli extra profitti, perché noi sappiamo che i prodotti sono stati comprati qualche anno fa a un certo prezzo e rivenduti ai prezzi determinati in questi giorni. Però posso dire una cosa trasversale, perché a me a volte viene da sorridere, ma io dico, caspita, ci sono dei beni che sono stati, tanti beni, le scarpe, sono state comprate al prezzo di un anno fa, non puoi rivendermele al prezzo doppio rimarcato, non è giustificato. Certo. Tantissimi beni, e all'estero non fanno questa cosa qui, dove all'estero hai i prezzi vecchi di tanti beni, dove c'è qualcosa di rincarato ce l'hai, ma non in proporzione a quello che stiamo facendo noi.
Sì, diciamo che qua nel nostro paese la speculazione, come si dice, non è una novità di questi tempi. La cosa che va sottolineata positivamente è su questa tassazione degli extra profitti ci sta ragionando l'Unione Europea, perché anche qua diciamo il tema non è un tema che riguarda solamente il nostro paese. Il nostro paese è partito per primo con questa ipotesi, certo, anche se abbiamo sentito, insomma, ci sono aziende che stanno facendo ricorsi contro questa norma del governo, perché naturalmente poi ognuno guarda i propri interessi, ma quello che diceva l'ascoltatore è esattamente corretto, insomma, nel senso le grandi aziende. Quindi attenzione, qui stanno rincarando alla luce di una situazione e questa che è la non speculazione. La flat tax, vediamo l'altra slide, anche su questa non siete d'accordo? Ma questa mi pare perfino imbarazzante per come è stata proposta. Tra l'altro sento che chi propone la flat tax sta pensando a un intervento del denaro pubblico per ridurre le bollette, i costi energetici, da cosa abbiamo visto prima. Allora mi verrebbe da dire che bisogna un po' fare pace col cervello, insomma, nel senso che la flat tax, che è la tassa piatta, e cioè una tassa che chi dice il 15-20% uguale per tutti, produce una invarianza di trattamento per chi già ha quel tipo di imposizione fiscale, che è la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e degli artigiani. Premia le fasce più benestanti, perché a quel punto diciamo, la tassazione non inciderebbe per soglie di reddito più elevate, con un danno per le casse dello Stato micidiale, calcolabile in svariate decine di miliardi. Allora io mi chiedo come si fa a pensare alla tassa piatta e quindi con un danno per il sistema erariale, il sistema fiscale stratosferico, e chiedere contemporaneamente interventi dello Stato. Cioè questa cosa sono poi come i canoni di Mussolini, insomma, certo, no? Certo, quindi non bisogna stare molto attenti. Dobbiamo andare brevissimo, che siamo in chiusura. Quindi l'erario incasserebbe molto di meno, con evidenti danni per la popolazione, taglio del welfare, certo, abbiamo, dei servizi pubblici, aumento delle disuguaglianze, distorsione del sistema fiscale e peggioramento delle finanze pubbliche. Se posso aggiungere, è questa la strada per la privatizzazione dei servizi pubblici, quindi sanità, scuola e quant'altro, cioè perché è evidente, è bene che si sappia che questi servizi, sanità e istruzione, sono sostenuti dalla fiscalità collettiva. Chiaro. Siamo in chiusura. Rosanna Bettella aveva detto, vediamo l'ultima slide, che c'era l'evasione fiscale che non andava combattuta, e qui ci sono dati testuali: oltre 100 miliardi in Italia di evasione fiscale, con 50-60 miliardi dispersi in corruzione. In Veneto, fonte della CGA di Mestre, dato dell'aprile 2022, 8,6 miliardi di redditi non dichiarati non tassati, 12,90 euro ogni 100 sono sfuggiti allo Stato, 11,2% di economia non osservata, sommersa o illegale. In Italia è del 13,1%. Sì. Quindi siamo un po' più bassi della media italiana, ma ci siamo. Altro che flat tax, bisognerebbe far pagare a tutti, no? Per poter mantenere il servizio sanitario universale di cui tutti godiamo, e previdenza, e scuola, e sistema del welfare. Siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere state qui con noi, Rosanna Bettella e Massimo Cestalo, segretario regionale dello SPCGIL del Veneto. Ringrazio a voi telespettatori di averci seguito, poi come sempre la puntata la rivedete in replica sul nostro sito internet, e poi ci sono altre repliche sempre nei nostri canali. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.